dire davanti all'autorità che compiere 80 anni non è un merito. Il problema è come si arriva, c'entra molto la fortuna, ma anche la capacità di far sì che le proprie esperienze non siano solo un fatto privato, ma possano essere messe al servizio di più persone, della comunità. Questa è la lezione della senescenza, della vecchiaia. Dopodiché sulle cose che ho fatto io non parlo oggi, dirò solo grazie. Elio Armano compie oggi 80 anni. L'artista politico e intellettuale padovano è stato premiato con il sigillo della città di Padova dal sindaco Sergio Giordani, protagonista anche di una divertente intervista a due. Io ho detto solo che tu hai dato tanto sia a livello comunità padovana, Cadoneghe, regione, provincia, come figura politica. Sei un artista, anche adesso con le mie sei un artista sotto tutti gli aspetti, per cui Padova ti deve moltissimo sotto tutti gli aspetti, per cui è un onore far sì che il minimo che può fare Padova è riconoscere il sigillo della città. Il riconoscimento è stato conferito insieme all'assessore alla cultura Andrea Colasio nella sala del Romanino ai Musei Eremitani, dove è in corso anche la mostra terrestre che raccoglie alcune delle opere più significative di Armano. Una mostra che lo racconta, è una sorta di antologica, c'è addirittura una sua opera del 1964, L'uomo macchina, che io trovo veramente intelligente perché anticipa Marcuse in un certo qual modo. Armano ha da sempre accompagnato la sua arte all'impegno politico e alla riflessione sulla società moderna, come riassume in una delle sue opere più iconiche, L'uomo macchina, realizzata negli anni 60, dove già indagava sul rapporto dell'uomo con la tecnologia. Sono ancora qua, non è una cosa da poco e ho ancora voglia di fare qualcosa.